Rieccoci insieme, Rosanna Betella, segretaria regionale dello SPCGL del Veneto, è qui con noi perché è il periodo in cui è bene ricordare quanto è importante porre attenzione a coloro che tendono ad avere atteggiamenti un po' violenti nei confronti, un po' o tanto violenti nei confronti delle donne. Perché, Rosanna? Beh sì, perché ancora non c'è quella che noi donne, ragazze diciamo del 68 e degli anni 70 pensavamo si potesse conquistare, che era la parità. La no? parità di genere, Fra uomo e donna, che non significa essere uguali, no? Ma significa rispetto delle differenze. E invece continua questa lotta, diciamo, impari, perché chi soccombe è quasi sempre la donna, soprattutto nei contesti familiari, nella relazione di coppia. Chiedo intanto, per incominciare, perché stigmatizza bene quello che vogliamo dire, mettere in onda la prima slide: stop alla violenza sulle donne. Sui posti di lavoro ci sono degli ambiti in cui uno non neanche va a immaginare che possano ancora accadere. Eccola qui, la vediamo bene. Beh sì, nel senso che come dicevo, la maggior violenza si sviluppa fra le mura domestiche, però comunque persistono grosse discriminazioni sul lavoro, in termini di gap salariale proprio, ormai è venuto alla luce bene questo divario che esiste tra i salari delle donne e i salari degli uomini, che sono determinati non certo dai contratti, perché nel contratto ci mancherebbe la norma e il salario è uguale per tutti, ma proprio dalle condizioni organizzative del lavoro. Dove ci sono i contratti collettivi, ricordiamolo, sì, certo. Perché nei contratti delle piccole e medie aziende, come classico della nostra regione, sì. A parità di mansioni sappiamo che ci sono retribuzioni diverse. Sì, certo, ma dove c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro, dove ci sono state anche conquiste, no, salariali, dove i contratti decentrati sono di un certo tipo, comunque poi le condizioni di lavoro e l'organizzazione del lavoro stesso impedisce alla donna di accedere a percorsi di carriera all'interno dell'azienda, e poi comunque il lavoro di cura, che ancora è appannaggio delle donne, anche se tutto quello che per cui abbiamo lottato, no, avremmo voluto un risultato diverso, costringono la donna a stare a casa di più, ad avere congedi parentali per la cura dei figli. Questo a discapito dell'attività professionale stessa. E questo va a discapito proprio anche del salario, del reddito. E naturalmente un divario salariale comporta anche una asimmetria, uno squilibrio all'interno della coppia genitoriale o insomma dentro una famiglia, no? E quindi c'è sempre questa dipendenza molto spesso della donna nei confronti del partner, dell'uomo. E poi questo si ripercuote sulle pensioni. E poi si ripercuote, inevitabilmente si ripercuote sulle pensioni. Infatti le pensioni sappiamo bene che le più basse sono proprio delle donne. 25 novembre, vediamo l'altra slide insieme, adesso la regia la mette in onda: giornata internazionale per l'eliminazione della violenza che viene perpetrata ai danni delle donne. È una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite. Sì. Voi l'avete abbracciata e fatta vostra, sì. con anche questa mano che noi vediamo rossa, no? Che è anche è la tua spilla, è questa spilletta che mi hai regalato, quindi che proprio indica stop. Perché? Che cos'è a cui tenete in modo particolare? Noi ci teniamo alla vita delle donne, veramente noi teniamo alla vita di tutti, però in particolare delle donne, perché il femminicidio, che è un omicidio di genere, no? Si chiama femminicidio perché proprio viene fatto in quanto la vittima è una donna. È veramente un fatto che vorremmo fosse eliminato. Mi piace molto questa giornata internazionale per l'eliminazione, non è
solo un semplice andare contro, no? Ma è l'eliminazione. Ci arriveremo mai? Avete fatto delle proposte, delle iniziative per in qualche modo stimolare qualche reazione anche da parte dei governi? Perché qua siamo un provvedimento sì, a livello internazionale. Provvedimenti ce ne sono stati fatti sia a livello internazionale sia a livello dei singoli stati, sia direttive europee che poi c'è stata una ricaduta anche nel nostro paese. Ci sono state normative che nel corso degli anni, devo dire con ritardo, anche nel nostro paese, per esempio, è veramente disdicevole. Sì, ma ci sono ritardi davvero significativi. Per esempio il delitto d'onore, no? Il cosiddetto delitto d'onore, che era una pratica terribile che avveniva soprattutto nel nostro meridione, no? È stato proprio abolito dal codice penale soltanto nel 1981. Quindi abbastanza di recente. Ecco. E solo nel 96 la riforma penale, per esempio, modificò lo stupro da reato contro la morale a reato contro la persona. E quindi possiamo immaginare ecco, che... Poi soltanto nel 2013 c'è stato un inasprimento delle sanzioni rispetto ai colpevoli, insomma, no? Rispetto a chi usa violenza contro le donne o addirittura le... Quindi per esempio soltanto dal 2013 c'è l'arresto in flagranza di maltrattamenti. Cosa che prima non c'era. Prima non c'era, oppure l'allontanamento d'urgenza del coniuge violento, oppure il divieto di frequentare gli stessi luoghi, l'uso anche del braccialetto elettronico. Eppure sappiamo quante donne vengono ancora ammazzate da ex partner. Assolutamente, nonostante magari atti di denuncia. Sì. Abbiamo un'altra slide significativa perché ci dà proprio i numeri del problema, alcuni numeri, perché in realtà a livello poi mondiale sono numeri inquietanti. Da gennaio a ottobre 2018 75 donne uccise, 18 di queste hanno un'età superiore ai 65 anni, quindi questa è la cosa eclatante, più di 65 anni. E più del 74% dei femminicidi è avvenuto per mano di un ex. Questa è l'altra cosa. Violenza domestica, 80% della violenza agita dagli uomini sulle donne. Questo fa riflettere. È certo che fa riflettere. Tra le pareti domestiche, con le persone che meno ti aspetti. Ed è sempre lo specchio di questo squilibrio, no? Di questa non parità e di questa non accettazione delle differenze fra uomo e donna. Perché 18% non età superiore ai 65 anni, quando ormai uno dice mettiti il cuore in pace, insomma, No, dovrebbero essere rapporti più tranquilli? No, perché se poi leggiamo i casi di cronaca, insomma, no, vediamo che per esempio a volte il coniuge ammazza la compagna perché, per impedirle di soffrire, per esempio, no? Perché è malata e perché lui come maschio non saprebbe vivere senza però di lì lei. È una forma... Sì, però a volte il femminicidio è violento o coltellate o martellate, poi non so, non ci sono più i figli in casa e quindi la coppia si ritrova a gestire il quotidiano da sola e non si riconoscono più, no? E non si sopportano più. E quindi agisce. Si riesce a intervenire solo a situazione avvenuta oppure voi avete anche come sindacato delle segnalazioni e un consiglio da dare come comportarsi? Sì, noi allora, essendo un'organizzazione sindacale, chiaramente sono rare le segnalazioni di violenza domestica perché non so, è più coinvolto uno sportello donna che ormai ogni comune ha, certo. No? Oppure l'assistente sociale del singolo comune. Però anche nelle nostre sedi a volte vengono donne a denunciare perché non sanno dove andare, oppure perché hanno assistito a una delle nostre iniziative, perché ne facciamo molte, come coordinamento donne dello SPI o coordinamenti donne della CGIL sul tema e quindi si sentono, come dire, liberate, che possono parlare con noi perché ci sentono vicine.
E allora noi sappiamo dove dobbiamo indirizzarle. Ci sono ormai anche qua sempre di più in quasi tutte le città centri antiviolenza, che sono generalmente gestite da donne volontarie. E che danno un supporto effettivo. E che danno un supporto sia psicologico sia legale, e addirittura case protette. E sempre di più hanno a disposizione appartamenti o case rifugio, no? Appartamenti protetti, case rifugio, perché anche qua fino a pochi anni fa non c'erano queste possibilità. E quindi tante volte succedeva che la donna, se non ha una via di fuga reale, no, oggettiva, ritornava a casa del carnefice, chiamiamolo, no? Che completava l'opera. Che completava l'opera, per cui... È un altro aspetto... questo è, secondo me, è anche un successo delle lotte delle donne di questi anni, no? Di questa sempre maggior consapevolezza del dover pretendere risposte e dai comuni e dallo Stato e dalle regioni, insomma, no? Vorrei vedere un altro, perché c'è anche un altro dato allarmante, sono in calo, vediamo l'altra slide, i reati comuni, ma il passaggio dallo stalking al femminicidio è un dato inquietante che sta aumentando, quindi lo stalking, quella perpetrare atti continui, cioè di disturbo, di persecuzione, eccetera, che possono a volte essere trascurati dalla vittima stessa, perché non ci dà, cioè ci dà peso ma non il peso dovuto, si possono trasformare in alcuni casi in femminicidio. Sì, questo è gravissimo, è gravissimo. È gravissimo, infatti se non si dà ascolto alle denunce, alle segnalazioni delle donne, no, che si sentono vittime di questo martellamento, no, di questo... Quindi non trascurare questi sintomi. No, non bisogna trascurare mai nessun sintomo, diciamo, no? Mai nessun segnale. E poi, siccome ancora comunque c'è da parte delle donne la vergogna di denunciare partner o ex partner, no? Perché chissà perché si sentono spesso responsabili. Corresponsabili, sì, perché, come dire, se mi maltratta, se mi dà le botte, se mi accusa, se mi urla, forse un po' di ragione ce l'ha, no? Forse davvero ho fatto qualcosa che non andava bene. E quindi c'è sempre questo sentimento di difesa del carnefice, no? Diciamo, da parte della vittima. E allora invece bisogna rafforzare la stima, l'autostima di queste donne, far intravedere loro la possibilità di avere uno sbocco, no? Di poter essere da qualche altra parte. E di solito le denunce maggiori avvengono quando ci sono dei figli minori, perché la donna si sente in dovere di proteggere, di difendere. Perché no? attenzione, c'è la compromissione anche dei minori, che questo è un altro aspetto gravissimo. E questo è gravissimo, perché bambini che assistono a scene di violenza in casa sono traumi che si portano dietro per tutta la vita. Altra slide che vorrei vedere insieme, perché ci sono dei dati che sono abbastanza inquietanti, che è tutto inquietante, perché gli omicidi con vittime donne qui sono suddivisi per partner. Al 31 luglio 2013 avevamo, effettivamente qui ci sono dei cambiamenti abbastanza importanti, 45% partner e il restante, diciamo così, tra ex partner e familiare, per arrivare poi a un'impennata del 31 luglio 2015, 86% partner addirittura, sta scendendo leggermente, qui al 31 luglio 2018 abbiamo un 48%, però 70% un familiare. E quindi può essere un figlio, no? Può essere un figlio sempre nell'ambito della famiglia, cioè sono numeri piccolissimi quelli di ex partner o persone estranee. Le mura domestiche non proteggono sempre, anzi sono a volte sono proprio muri che separano, no? E che non fanno vedere
quello che realmente succede dentro. Con Rosanna Bettella, a fronte di tutto questo, voi avete fatto diverse iniziative, Sì. fatte, insomma 25 sì, certo, novembre, tutto una data che tutto per il mese noi, di esatto, novembre calda, insomma, è un mese importante perché su questo tema noi non vogliamo mollare nessun punto, insomma, e vogliamo aiutare soprattutto le donne a prendere consapevolezza, a denunciare, a uscire allo scoperto, no? A non subire. A non tacere. Non tacere proprio, non tacere. Noi siamo sempre a disposizione, quindi ogni territorio, ogni provincia, ogni lega addirittura dei pensionati mette in campo qualcosa. Diciamo anche le date, però per carità si trovano, Sì. però più che altro il contenuto della Ecco, dell'occasione. per esempio, proprio domenica 25 novembre c'è a Belluno un'iniziativa pubblica a cui parteciperò anch'io, in cui si parla di storie lontane da Istanbul. Istanbul era dove praticamente è stata costruita la direttiva proprio in difesa delle donne. E quindi si parla di bambine discriminate e violenza sull'infanzia, di donne della tratta, perché anche qua c'è tutto il tema delle donne straniere che arrivano qua vittime di tratta, sotto ricatto e che sono costrette a prostituirsi. Quindi anche l'aspetto certo. della prostituzione. Poi le donne disabili e la violenza, anche qua un altro tema di cui si parla poco, ma che invece esiste e ha dei numeri importanti. Delle cittadine anziane, come dicevamo, e la violenza, che tipo di violenza, perché poi c'è la violenza di tipo sessuale, ma c'è la violenza di tipo psicologico, di tipo economico, c'è la violenza sulle donne anziane perché sono un peso, no, per i familiari, e quindi, o addirittura la violenza dentro alle istituzioni, dentro alle case di riposo. Anche questa è violenza. Un'altra questione, anche questa, quindi, che è molto delicata. Quindi vedete quante sfaccettature, no? Quanti filoni. Voi tra l'altro proprio anche dentro le strutture pubbliche, le case di riposo, siete presenti per cercare di controllare, verificare, arginare questo fenomeno. Abbiamo costruito un decalogo, no? Cui bisognerebbe attenersi per controllare quello che succede dentro alle strutture. Qualche altra iniziativa significativa dove si discute di questo tema, se lo si approfondisce, che ci può dare lo spunto per anche i vari risvolti che può avere nell'ambito del sociale, perché poi ce ne sono tantissime, infatti vi invito a guardare un po' sul sito internet. C'è a Cittadella, c'è un incontro dibattito che ha un titolo molto significativo: Mi amava così tanto che mi ha uccisa. Perché poi molti di questi omicidi o femminicidi, gli uomini dicono che è perché per troppo amore. Per troppo amore, no? Allora attenzione a questi amori morbosi, troppo eccessivi, che non sono normali. Certo. Allora, noi siamo arrivati un po' al termine. C'è qualche cos'altro che vogliamo sottolineare per coloro che ci ascoltano, uomini e donne che siano, perché anche gli uomini ricevono importante questo messaggio. Gli uomini, noi veramente come donne vorremmo che gli uomini cominciassero a discuterne fra di loro, non che fossimo solo sempre noi a portare in evidenza questo tema. Noi siamo le vittime, no? Le donne sono le vittime. Per esempio ci sono sempre di più sportelli dedicati agli uomini, gli uomini maltrattanti. Che maltrattano, quindi per gli essere uomini seguiti. Che hanno questo problema, che si rendono consapevoli che devono farsi aiutare, possono rivolgersi a questi sportelli. Ce ne sono a Padova, ce n'è a Treviso, insomma basta guardare anche o chiedere ai servizi pubblici e senz'altro saranno indicati. Ma ci sono anche gruppi di uomini che si mettono insieme spontaneamente. A me è capitato di essere invitata da un gruppo Uomini Venezia che mi ha molto inizialmente stupito, ed erano uomini di tutte le età, anziani, giovani, adulti, che avevano voglia di fare qualcosa, che avevano voglia di fare qualcosa, perché anche loro non ne potevano più di queste notizie, e avevano capito che forse potevano copiare da noi donne degli anni 70, no, a fare un po' di autocoscienza fra di loro e provare a coinvolgere, a parlare soprattutto con i ragazzi giovani, per cercare di fare un fattore culturale, fare un po' di educazione all'affettività,
perché bellissimo. è questo Questo potrebbe il essere tema. un altro spunto molto interessante. Noi siamo arrivati al termine, quindi perché no? Educazione all'affettività, un'affettività che non sia malata, perché quando c'è un affetto malato poi si incrina il rapporto e si rischia di degenerare. Ci sono aspetti psicologici molto importanti, quindi fatevi aiutare, sia che siate vittime sia che siate, tra virgolette, carnefici. Detto questo, io ringrazio lo SPCGL di questa parentesi molto importante di sensibilizzazione. Comunque le sedi dello SPCGL sono sempre aperte anche per queste denunce, per queste segnalazioni che sono molto importanti, perché dopo sanno dove instradare meglio, sempre il tutto in modo molto riservato e protetto. Pubblicità, poi in studio ritorniamo insieme naturalmente.